Il cantiere del raddoppio dell'Agrigento-Caltanissetta ha ripreso a vivere. A dare la notizia del prosieguo dei lavori il vice ministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Il pentastellato ha fatto sapere che trovato un accordo tra le parti le aziende lavoreranno senza la spada di Damocle delle penali e verranno regolarmente pagate. Il vice ministro assicura la fine dei lavori del tratto che va dalla grande galleria di Favarella ad Agrigento entro febbraio. Altri cantieri verranno via via avviati. La fine dei lavori definitiva è prevista per il prossimo 2022, anno in cui tutti i cantieri verranno chiusi e finalmente ai cittadini verrà data la possibilità di poter godere di una tanto agognata e attesa infrastruttura. L'ho detto fin dal primo giorno, se mi devo mantenere su una data vi dico fine 2022 almeno, perché vi parlo di 20 mesi dalla data di firma del contratto di affidamento per quanto riguarda la galleria. Una promessa che in realtà lascia insoddisfatti i cittadini. Mentre il vice ministro a seguito del sopralluogo parla di una promessa mantenuta e una battaglia vinta, circola l'insoddisfazione. Il 2022 significa chiedere ai siciliani e agli agrigentini di attendere altri 2 anni per soli 5 chilometri. In Giappone, si commenta sui social, basterebbe una sola settimana.